Siamo al Vinitaly 2015 e qui Veneto Agricoltura propone una cosa molto interessante, soprattutto guardando al futuro. PIWI è l'acronimo per dire i vitigni resistenti in particolare agli attacchi fungini, perché il clima sta cambiando e quindi sempre di più queste aggressioni in particolare da peronospora e da uidi avvengono, e questo è un grosso problema per i produttori. Veneto Agricoltura sta facendo dei lavori interessanti proprio per identificare questi vitigni resistenti e fare in modo che ci siano dei prodotti significativi per il mercato e soprattutto per cercare di fare in modo che ci sia meno chimica sul territorio, meno chimica sulle viti. Cosa sono i PIWI? PIWI è un acronimo dal tedesco e significa semplicemente vitigni resistenti ai funghi. Il confine nuovo di queste varietà è abbastanza recente, anche se molto antico come costituzione. Contiamo che quasi tutti noi conosciamo i primi cosiddetti ibridi o produttori diretti, quelli che noi chiamiamo il Bacò, l'Isabella, il Fragolino. In realtà furono i primi tentativi di immettere geni di resistenza alle malattie. Molte evoluzioni sono state fatte fino alla costituzione di questi vitigni che non si distinguono più dai vini diciamo derivati da vitis vinifera e quindi che noi conosciamo commercialmente nel mercato vitivinicolo, ma che posseggono al loro interno le resistenze a questi, principalmente alla peronospora e all'oidio, due delle più grandi malattie che colpiscono i vitigni e i vigneti, e che permettono la riduzione di dei trattamenti. E quindi se noi abbiamo dei vitigni resistenti possiamo immettere meno chimica in agricoltura? Decisamente queste sono le caratteristiche. Ovviamente si stanno sviluppando molti lavori ormai in tutti i territori, questi che noi abbiamo presentato oggi. Perché sono stati presentati? Perché recentemente la Regione Veneto ha ammesso alla cultura per tutte le province del Veneto le prime varietà cosiddette robuste. Che sono? Che sono alcune di queste che abbiamo degustato, per esempio il Solaris, lo Johanniter, il Prior, il Muscaris, in questo caso delle nostre. Poi ve ne sono iscritte anche altre, sono circa 6-7 già introdotti. Ecco, domanda, perché la spumantizzazione? La spumantizzazione l'abbiamo fatta proprio perché, superando la fase in cui molte enti hanno partecipato alle documentazioni sia per le iscrizioni al Registro Nazionale delle Varietà sia per i collaudi nel territorio, ricordo l'amministrazione provinciale di Verona per esempio, una volta superato questo primo passo si è voluto andare a indagare, alla luce della fortuna che le bollicine in questo momento stanno attraversando, che potenzialità possono avere alcuni di questi che per noi, per varie caratteristiche, principalmente di acidità, ci erano sembrati più promettenti nell'ambito di questo segmento, e cioè dei vini spumantizzati. Quindi possiamo pensare che alla fine poi queste microvinificazioni, come si chiamano, quindi queste prove che però sono quasi orientate, certamente orientate alla produzione, un domani potrebbero diventare vini che troveremo nelle vinerie e nei supermercati. Questo ce lo auguriamo. Noi come attività di collaudo, di ricerca, cerchiamo di provare quelle che sono le potenzialità dei nuovi prodotti, ovviamente per dare a chi intende, cioè al viticoltore poi che intende intraprendere una via, un esempio su cui lavorare e creare il proprio brand, insomma. Vino veneto, questo può essere un'opportunità importante?
certo, è sicuramente un'opportunità importante, soprattutto sulla ricerca di questi nuovi vitigni che comunque possono aiutare la produzione e anche a ridurre al minimo proprio gli interventi in campagna. Proprio in questo periodo dove la produzione cerca di orientarsi verso una produzione biologica piuttosto che la riduzione, ripeto, dell'uso di antichitogamici piuttosto che antiparassitari è molto importante. Benvengano queste ricerche, benvengano questi prodotti, in modo anche che ci sia anche una proposta nuova e tra virgolette immediata, anche che ci sia anche una risposta immediata del pubblico. Ecco, lei è un sommelier, quindi ha avuto modo di provarli queste micro vinificazioni. Qual è il suo pensiero? Cioè, si può lavorare su questi vini per avere dei risultati validi per il mercato? Secondo me è ancora presto per fare comunque delle previsioni. Aspettiamo comunque che la produzione si tari su un certo numero di quantitativi, in modo che poi ci possa essere anche una proposta e una risposta da parte poi del consumatore, chiaramente coadiuvata ad un'informazione corretta su questi vitigni. But then you turned around and then you burned me.